Cordialissimo buongiorno. Da Giulio Cainarca. A tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera. E diamo come al solito un'occhiata alla prima pagina dell'agenzia ANSA. Che apre con il discorso di Mattarella. Avanti con le riforme, io arbitro imparziale. La crisi, ha detto il capo dello Stato, ha inferto ferite ed emarginazioni. Dunque, recita l'agenzia ANSA, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha giurato in aula a Montecitorio. Al suo arrivo è stato accolto, recita l'agenzia ANSA, da un lungo avverto pienamente la responsabilità del compito che mi è stato affidato, e questo è uno dei primi passaggi del messaggio alle Camere del nuovo Presidente della Repubblica. L'unità rischia di essere difficile, fragile e lontana. L'impegno di tutti è superare le difficoltà degli italiani, ha detto Mattarella. La lunga crisi ha inferto ferite e prodotto emarginazione e solitudine. Tante difficoltà hanno colpito occupazione e creato esclusione, ha sottolineato il neocapo dello Stato, recita l'agenzia ANSA, riassumendone per sommi capi il discorso. Quelli economici sono punti di un'agenda esigente su cui viene misurata la distanza tra istituzioni e popolo. Dobbiamo scongiurare il rischio che la crisi intacchi il patto sociale sancito dalla Costituzione, ha continuato il Presidente, interrotto da numerosi L'urgenza, ha detto ancora Mattarella, delle riforme istituzionali ed economiche deriva dal dovere di dare risposte efficaci alla comunità. Ed ecco, recita l'agenzia ANSA Stefani, altri passaggi importanti del discorso di Mattarella. Mi impegno, ha detto il Presidente, a confermare il patto costituzionale che ha mantenuto il Paese unito e riconosce i diritti costituzionali e il patto di unità sociale che impegna a rimuovere gli ostacoli che limitano le libertà e l'uguaglianza. Al consolidamento finanziario, ha detto ancora Mattarella, si accompagna una robusta iniziativa di crescita da alimentare a livello europeo. Il governo ha opportunamente perseguito questa strategia. I cittadini, ha detto ancora il capo dello Stato, chiedono trasparenza e coerenza nelle decisioni.
E sempre tra i passaggi importanti, così recita l'agenzia ANSA Stefani, del discorso del Presidente della Repubblica al Parlamento riunito, anche il seguente: la democrazia non è una conquista definitiva, ci voleva il bis, e questo Parlamento presenta elementi di cambiamento, la più alta percentuale di donne e tanti giovani, un risultato prezioso che troppe volte la politica stessa finisce di dimenticare. Siamo tutti chiamati, ha detto il Presidente, ad assumere la responsabilità primaria di riaccostare gli italiani alle istituzioni. Bisogna intendere la politica come bene comune, patrimonio di ognuno e di tutti. È necessario ricollegare le istituzioni a quei cittadini che le sentono estranee. Nel linguaggio corrente si è soliti tradurre il compito del capo dello Stato nel ruolo di un arbitro, del garante della Costituzione. È un'immagine efficace. All'arbitro compete la puntuale applicazione delle regole. L'arbitro deve essere e sarà imparziale. La garanzia più forte della nostra Costituzione, ha detto ancora il Presidente, consiste nella sua applicazione, nel viverla giorno per giorno. Ebbene, ci sarà modo, dopo aver letto come l'ANSA riassume il discorso di Mattarella, dico esaminarne i contenuti. Domani leggeremo sui giornali gli imparziali giornalisti, i critici giornalisti italiani che eserciteranno il loro ruolo sempiterno di cani da guardia del potere, e avremo modo quindi di vivisezionare, di anatomizzare il discorso del Presidente della Repubblica, che è stato interrotto, come avrete sentito, ed è stato il dato, diciamo, umanamente, emotivamente più affascinante di questo discorso, da lunghi, numerosi, calorosi Come ben sappiamo tutti, l'applauso è qualcosa che scatta dal cuore quando si toccano le corde più intime dell'uditorio, e i parlamentari tutti riuniti erano stamani particolarmente in vena di essere colpiti dalle nobili alate parole del capo dello Stato. Come sappiamo, peraltro, l'applauso è la manifestazione di un'emozione, ma ci sono altre forme anche per manifestare delle emozioni. Ah, seduti. Tu che fai? Come sei entrato? Che vuoi? Niente, assistevo. Vi ho portato gli aracci. Ah, bravo, questi sono buoni. Don Elsi, io gli brucio il palazzo, così stiamo più larghi noi. Non esageriamo. Lo mandiamo all'ospedale dei pellegrini. Sì, mettiamo un po' di sapore mollo davanti al portone. Non basta. Non basta. Ma che volete? La sua morte. Peggio. Peggio. Lo pernacchio. Lo pernacchio. Ma un pernacchio? Figlio mio, c'è pernacchio e pernacchio. Anzi, vi posso dire che il vero pernacchio non esiste più. Quello attuale, corrente, quello si chiama pernacchia. Sì, ma è una cosa volgare, brutta. Ma il pernacchio classico è un'arte. Siamo Pasqualino, Vincenzo Rammare, siamo 3, 4.
a conoscerlo profondamente e a praticarlo in tutta Napoli, il che significa in tutto il mondo. Il pernacchio può essere di due specie, di testa e di petto. Fino nel caso nostro li dobbiamo fondere, deve essere di testa e di petto, cioè cervello e passione. Insomma, pernacchio che facciamo a questo signore deve significare tu sia schifezzera, 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 schifezze l'uomo. Mi spiego? Va bene, bravo. Come si chiama tutta la sfilza di nome che c'ha sto... Duca Maria. Santa Maria degli Angeli. No. Duca Sant'Agata dei Fornari. Aspetta. Alfonso Maria di Sant'Agata dei Fornari. No, diteli insieme, all'unisono, con lo stesso tono. Tutti insieme. Sì. Duca Alfonso Maria di Sant'Agata dei Fornari. Madonna. Bene. Questo glielo fate 2 volte al giorno. Quando esce e quando rientra. Avete capito? Aggia pazienza, va. La mano molle, deve essere così, molle, con delicatezza. E le labbra un po' umettate, bagnate con la saliva. E mi raccomando, le dita alzate perché sennò esce un rumore incomprensibile che non raggiunge l'obiettivo per la sua insufficienza. Invece, con un pernacchio come quello che vi ho fatto sentire io, si può fare una rivoluzione, vedi? D'Italia, Italia sei destra dell'elmo di Scipio, si cita la testa, dov'è la vittoria, le porga la chioma, che schiava di Roma, e Dio la creò. Calzedonia, il futuro è rosa. Sorella. Tuttavia, non solo Edoardo De Filippo ha raggiunto vertici, diciamo così, di capacità di espressione dei propri sentimenti. Nell'aula della Camera abbiamo sentito tanti cuori caldi, quelli dei parlamentari, sottolineare con l'applauso, i grandi applausi, l'emozione che provavano. Ci sono diversi modi per manifestare le proprie sensazioni. Edoardo De Filippo è stato anche un grande interprete della manifestazione delle proprie intime sensazioni, così come un altro grandioso interprete troviamo di quest'arte. Noi sapremo reprimere ogni attentato che possa ritardare la sicura e immancabile vittoria del Grand Reich, assicurata dalla volontà del popolo tedesco e dal genio militare del nostro Führer. Vai, Lisa! Vai! Come sta, No! Voglio sapere chi è stato. Vogliamo sapere chi è stato. Maresciallo! Vieni qui. Vieni qui. Che è successo? In centro domenica scorso in piazza. Qualcuno ha fatto un grosso rumore con la bocca. Ma no, Sì, rumore con la bocca. con la bocca! Ma che adesso in questo paese si sono messi a fare il rumore con la bocca? Non devo vedere, io capite, maresciallo. È stata fatta una pernacchia. Con la bocca? Io non ho sentito niente. Avete sentito qualche cosa voi altri? No, ma non c'è niente. Dite la verità, avete sentito qualche cosa? Porca miseria, voglio sapere. Non avete sentito niente. Nessuno ha sentito niente? Io l'ho sentito bene. Senza die Stühle gefühlt werden. Capito? Come faccio a capire il tedesco, signor tenente? Il tenente Kettel dice che se non si trova il colpevole metterà il paese a ferro e fuoco. Un momento, signor tenente, calma, abbia pazienza. Adesso apriremo un'inchiesta, faremo delle indagini. Ci sono qua io, sono maresciallo. Dove sono? Che maresciallo sono? Dove?
Bisognerebbe stabilire i connotati di queste pernacchie. Come si fa? Sa, ci sono delle pernacchie acute, roboante, lunghe, corte, medie. Sa, ci sono anche le medie alle volte. Adesso vediamo un po'. Lei Basilio, vieni qua subito. Fai una pernacchia al tenente. Come mi permettete? Per stabilire i connotati della pernacchia, no? Come si fa? Vediamo un modello. Allora, fai una pernacchia. Sa com'è? Questo non osa, si vergogna, ha paura, ecco. Lo autorizzi, scusa. Autorizzo. Allora, autorizzi. Su, fai la pernacchia. Così? No. Certo, forza, ha ragione. Che è una pernacchia questa è una fedecchia. Più forte, su. Bisognerebbe... A che punto gliel'hanno fatta, scusi? Al centro del discorso. Vorrebbe ripetere le parole così si crea l'atmosfera? Senz'altro. Sicurata del volontà del popolo tedesco e dal genio militare del nostro Führer. Dai. Così? No. Porca miseria, è una cosa difficile, sa. È una cosa difficile. Postino, vieni avanti. Fai una pernacchia altrimenti. Ma io non so. Non cominciamo a fare i sabotatori! Non sabotiamo! Per Bacco se non ne schiaffa a qualcuno dentro! Va bene. Ecco, ripete le parole, scusi. Al genio militare del nostro Führer. Così? No! Nemmeno così? Signor Tenente, lo ricordo benissimo! La faccio io! Lei no! Senz'altro! Senz'altro, un momento, signor Tenente, ascolti, guardi un po' se su questo assomiglia a questa. Signor Tenente? Sì! Siamo a cavallo. Ecco così! Siamo a cavallo! Individuata la pernacchia, troveremo il colpevole. Basilio, siedi, scrivi, a verbale. Oggi, davanti a noi, maresciallo maggiore dei re CC, si è presentato il tenente Kessler, il quale, di sua bocca, dichiara... X è una potenza, X è un fattore. Zero 02 66 23 44 22. Sorelle d'Italia, l'Italia si desta, dell'elmo di Scipio si cinta la testa. Dov'è la vittoria? Le porga la chioma che schiava di Roma. E Dio la creò. Calzedonia, il futuro è rosa. Ma torniamo per un attimo al Senato, non più alla Camera, il Senato quello vero, quello dell'antica Roma, SPQR. La Fenicia, alcune parti della Giudea già sotto il dominio o la protezione di Roma regalate a Cleopatra, l'ultima discendente della nefanda dinastia dei Tolomei. Ecco, signori senatori, l'opera del triumviro Marcantonio. Forse non tutti sanno che mentre il popolo lavora e soffre, egli fra gli agi e le ricchezze si è completamente rammollito. E io vi garantisco che chi lo ha visto lo definisce irriconoscibile. Io dico nazionalizziamo. Ma chi vuoi nazionalizzare tu? È diventata una mania! Onorevoli colleghi, calma! Parliamo di Antonio. Sì, parliamo di Antonio. Parla il triumviro Ottavio. Purtroppo notizie dirette recentissime da Alessandria vi confermano che tutto quello che si dice su Antonio è vero, anzi, c'è di più e di peggio. In seguito a certe scaramucce di confine, egli si è decretato da solo un trionfo ad Alessandria. Ha combattuto e vinto. È giusto che trionfi. Ma i trionfi sono sempre avvenuti nella capitale dell'impero. Da quando in qua la capitale è Alessandria? La capitale è Roma! Quindi io vi propongo... No, se Antonio vuole il trionfo, io propongo che glielo decreti il Senato e che il trionfo avvenga in Roma, così tutto sarà in ordine. E lo attiviamo a Roma col miele, anzi col doppio miele, perché io ho deciso di dare ad Antonio in sposa mia sorella Ottavia. Voi dovete convenire che mia sorella Ottavia ha tutti gli argomenti per fargli dimenticare Cleopatra. Metto ai voti la mia proposta.
E vi pregherei di decidere presto. Sta calando la sera e i miei legionari che mi aspettano fuori possono aver freddo. Non vorrei essere costretto a farli entrare qui dentro. Io tengo molto alla loro salute. La proposta di Ottavio mi pare eccellente. Perfetta! Sublime. Viva Ottavio! Chi approva, alzi la mano. La proposta di Ottavio è approvata all'unanimità. Giuro che non ti capisco. È bene stabilire per principio che le teste di triunviri non si toccano. Ricordati che anche la tua è una testa di triunviro. Non te la prendere! Io sono con te. Adesso che abbiamo Antonio in mano, ci sarà facile farlo fuori e noi due saremo i padroni del mondo. Caro Antonio, capisco che scherzavi. Qua la mano. Tu permetti, Ottavia? Certo. Scusa? Che c'è? Non fidarti di Ottavio. Alleati a me con le nostre forze riunite, sarà facile farlo fuori, così noi due saremo i padroni del mondo. Ah sì? A fra triunviri si usa così. Ah, tu sai benissimo che al governo di Roma non c'è posto per tre. Non c'è posto per tre? Allora facciamo una cosa. Due si mettono a sedere, uno deve stare in piedi. No, per vincere bastano solamente due assi. Prima asso di bastone e poi asso di bastone. No, due assi di forza. Due assi? Come noi. Vabbè, intesi? Ho capito. Allora noi siamo assi. Vabbè, vengo su. Scusa Ottavio, torna subito. Senti, a me quello mi è antipatico. Ma non lo calcolare, tanto lo facciamo fuori. Sì. E tu ti allei a me e noi due insieme. Siete voi i padroni del mondo. Appunto. Il popolo di Roma! Il giornale d'Italia è il messaggero! Il popolo di Roma lo sanno! E se lo sanno i giornalisti, ragazzi, siamo fregati. Andiamo a finire tutto quanto sullo specchio. Antonio, il popolo ti vuole al balcone. Non cominciamo a parlare di balconi. I balconi portano iella. Ma no, caro, vai, trionfa. Poi torna da me, ti aspetto nella mia villa. Io vado, trionfa e torno subito. Che ci mette? Una volata? Già, andiamo verso il popolo. Ma è proprio necessario andare verso il popolo? Perché non passiamo alla seconda parte dei festeggiamenti? Io dovrei festeggiare tua sorella. Il popolo ti acclama. Ma ci tieni proprio a questo popolo? Ti importa di questo popolo? No, a me non importa, ma è la politica. Ah già, è vero, la politica. Come sempre. Appunto. Popolo! Popolo! Entro subito! Vero Marcantonio, il meritato a loro. Popolo di Roma! Volevo dire... No, siccome c'è 4, 3, 6, Ottavio! Cosa vuoi? Mezzo libero! Subito! Viene subito! Avete sentito l'ultima novità? No. No? Ve lo dico io. Pare che la Germania voglia fare la guerra all'Inghilterra e alla Francia. E in questi ultimi tempi non si parla che di guerre. Che ne dice, capo? Io penso che le guerre sono necessarie per il benessere dei popoli. In che senso? È chiarissimo. Certi uomini politici di certe nazioni, appena vanno al potere, per rendersi benemeriti della loro patria, cominciano a preoccuparsi delle condizioni sociali e finanziarie del loro paese. E dicono: le condizioni del nostro popolo sono disagiate, c'è disoccupazione, c'è miseria, c'è fame. E allora cosa fanno? Si uniscono in 4-5 e sempre per il benessere dei loro popoli decidono di fare la guerra. E se ne perdono poi. Sciocchezze, sciocchezze. Grazie. Un amico mio, sapete come diceva? Pinzellacchere. Ci sono altri uomini politici nuovi che, preoccupati per il disagio della guerra perduta, sapete cosa fanno? Si riuniscono ancora una volta in 4-5 e sempre per il benessere del popolo decidono di fare un'altra guerra. Speriamo che non tocchi a noi. Amico mio, a noi questa volta non ci tocca. Se mai ci sarà il conflitto, noi resteremo fuori. Saremo neutrali, faremo un sacco di soldi. Neutrali come la Svizzera. Amici miei, noi siamo furbi. E poi la Francia, l'Inghilterra, la Germania, a noi ci vogliono un sacco di bene. Date retta a me, ve lo dice il vostro capostazione. Sorelle d'Italia, l'Italia
tagliasse testa dell'elmo di Scipio, si agita la testa, dov'è la vittoria? Le porga la chioma che schiava di Roma, e Dio la creò. Calzedonia, il futuro è rosa. Antonio Barbacane, della SPA. Chi è? Al Sobrise, non somiglia. Mi pare di conoscerlo. Onorevole signor Ministro, sappiamo da lungo tempo che la categoria degli abusivi dell'urbe vive in condizioni precarie. Scusimo bene, collega, ma quali abusivi? Mi lasci finire? Viene qualcuno a riprendere il suo mezzo e dice: Antonio, non c'ho spiccioli. Io rispondo: oh, guarda, qualche altro che magari è stato per 2 o 3 ore se la cava con 50 lire. Qualche altro ancora dice: Antonio, pagherò domani. Eccellenza, e le sembra umano a lei? È un disgraziato di abusivo che è stato lì tutta la giornata esposto all'intemperie, quando è la sera che cosa porta a casa? Sì e no, 20, 30.000 lire. Facciamo ridere i polli. Sì, capisco, ci sono i giorni festivi dove il lavoro aumenta, e aumentando che cosa fa? Bisogna fare così e portare a casa 40, 45, 50.000, va? È tutto grasso che cola, eccellenza. Insomma, lei chi è? Il presidente della SPA, sindacato per associatori abusivi nazionali. Ma come è entrato qui dentro? Ho visto che entravano gli altri, mi sono tirato presso. E che soffrisse? Allora lei è entrato abusivamente? Per forza, sono un abusivo. Oh, scusi, eccellenza, per piacere interrompete la trasmissione, buttatelo fuori lui lì. Ah no, questo non si può fare, non è democrazia. Ricorrerò all'AIA, se è il caso. Cavaliere Eccellenza, i gelati sono seduti. I gelati? I gelati, Lo gradite un gelato? Ma perché tanto disturbo? Noi siamo abituati a mangiare i gelati. Sempre i gelati? Sempre. Tu come? A me piace spiluccare nei gelati degli altri. Ma questa signorina Gemma, quando ce la farete vedere? Ti faccio vedere la Gemma. Subito. Vincenzo, vai a chiamare la signorina Gemma e pregala di discendere. Benissimo, abbiamo cercato di riassumere allora il senso, diciamo, profondo della mattinata. Adesso passiamo agli argomenti che fanno da contorno a questa straordinaria giornata, dove abbiamo potuto notare anche tante calorose, spontanee reazioni, finalmente, da parte di quella che fu un tempo un'aula sorda e grigia, quella della Camera dei Deputati, che accoglieva oggi anche i senatori per il discorso di insediamento del Presidente della Repubblica. Ebbene, invece in quell'aula sorda e grigia, come disse colui tanti anni fa, in quell'aula sorda e grigia si sono manifestate copiose, sgorganti dal cuore le emozioni, attraverso numerosissimi, calorosissimi, straordinari applausi che non abbiamo più perché ne abbiamo fatto la scorta per i prossimi 54 anni come minimo, visto che stamani in Parlamento non si è fatto altro che applaudire, ma naturalmente era tutta roba che sgorgava, fluida e sapida dal cuore, dal profondo del cuore. Intanto, a proposito di cuore, di cose che sgorgano dal profondo, c'è da fare 2 puntini sulle i, perché saranno pure buttanate, come ha detto lui, al fratello del Presidente della Repubblica, Antonino Mattarella. Di lui ha parlato la scorsa settimana, il giorno prima che fosse incoronato,
Ha parlato Marco Lillo sul Fatto Quotidiano, recuperando una questione giudiziaria e una serie di affari, di rapporti, diciamo così, che sono stati liquidati oggi dal fratello del Presidente della Repubblica in un'intervista che è comparsa stamani su Repubblica e che abbiamo letto, come appunto, con linguaggio diciamo presidenziale, buttanate, cioè puttanate sostanzialmente, ha detto il fratello del Presidente. Hanno tirato fuori quelli del Fatto Quotidiano, cattivoni, irrispettosi, in malafede, la vicenda dei rapporti del fratello più anziano del Presidente della Repubblica, Antonino, con alcuni criminali, quelli della banda della Magliana. Una vicenda assurda di 25 anni fa, dice il fratello del neo Presidente della Repubblica, e lo stesso pubblico ministero che l'aveva aperta ha chiesto poi l'archiviazione e il giudice ha controfirmato. Cosa dovrei aggiungere, dice Antonino Mattarella, su una storia che non esiste da un punto di vista giudiziario? Posso solo esprimere un'opinione. Non ha senso che veniate qui a tirar fuori una cosa come questa quando non la si conosce. Una ricostruzione fondata su niente. Vediamo se c'era niente o c'era qualcos'altro. In ogni caso, circa i rapporti e il perché sono nate le relazioni di Antonino Mattarella con il cassiere della banda della Magliana e i criminali della banda della Magliana, non ne voglio parlare più, ha detto il fratello del Presidente. Gli ho creato già abbastanza problemi a Sergio con queste buttanate. Di problemi creati a Sergio per queste buttanate non ne sappiamo moltissimo, a dire il vero. Quali problemi ha creato in passato il fratello Antonino a Sergio Mattarella non lo sappiamo. Se siano buttanate, vediamo un po'. Un fratello che chiedeva prestiti a Enrico Nicoletti, il cosiddetto cassiere della banda della Magliana, e il fratello in questione è l'avvocato Antonino Mattarella. Forse sarebbe meglio dire ex avvocato, perché stando ad alcune pubblicazioni di una decina d'anni fa, sarebbe stato cancellato dall'ordine professionale per i suoi traffici. Antonino Mattarella, nato nel 1937, terzo dopo Caterina del 34 e prima del piccolo Sergio, classe 1941, Antonino ha fatto affari con quello che da molti è chiamato il cassiere della banda della Magliana, anche se la definizione sta un pochino stretta per Enrico Nicoletti, cioè appunto colui che è chiamato il cassiere della banda della Magliana. Nicoletti era uno in grado di parlare con Andreotti, faceva affari enormi come la costruzione dell'Università di Tor Vergata, si vantava di conoscere Aldo Moro e fu anche colui che pagò parte del riscatto del sequestro dell'assessore campano della Democrazia Cristiana Ciro Cirillo. Ora si scopre che ha prestato 23 anni fa, Enrico Nicoletti, ha prestato 750 milioni in vecchie lire al fratello del Presidente della Repubblica. Il Tribunale di Roma, lo ha raccontato Marco Lillo venerdì 30 gennaio scorso sul Fatto Quotidiano, il Tribunale di Roma nel provvedimento con il quale applicò la misura di prevenzione del sequestro del patrimonio di Nicoletti nel 1995, il sequestro del patrimonio del cassiere cosiddetto della banda della Magliana. La procura si occupò anche dei rapporti tra l'avvocato Antonino Mattarella, il fratello del Presidente, e appunto Nicoletti. Nell'ordinanza si descriveva la storia di un palazzo in zona Prenestina a Roma, comprato da Nicoletti, il cassiere della banda della Magliana, tramite una società nella quale lo stesso Nicoletti non figurava, grazie anche a una transazione firmata col curatore di un fallimento, di un costruttore, Antonio Stirpe. Il curatore è proprio il fratello del Presidente della Repubblica. In sostanza, il Tribunale, nell'ordinanza di sequestro sostanzialmente del patrimonio del cassiere della banda della Magliana Nicoletti, racconta anche la storia di questo palazzo in zona Prenestina che Nicoletti compra tramite una società nella quale però lui non vuole figurare e non figura, grazie anche a una transazione firmata col curatore fallimentare di un certo costruttore, Antonio Stirpe. Il curatore fallimentare del costruttore è Antonino Mattarella. Era indebitato peraltro il fratello del Presidente con lo stesso Nicoletti, cioè fa da curatore fallimentare ma è indebitato con Nicoletti stesso. Il palazzo si trova in via Argentina Altobelli, in zona Prenestina, e alla fine è stato confiscato definitivamente dallo Stato.
Davvero allarmanti, scrivono i giudici nell'ordinanza, giudice estensore Guglielmo Muntoni, presidente del Tribunale Franco Testa. Davvero allarmanti sono le vicende attraverso le quali il Nicoletti ha acquistato l'immobile in questione. Nicoletti, infatti, scrivono i giudici, ha rilevato l'immobile dalla società in pre-fallimento, fallimento poi dichiarato il 20 luglio del 1984. Nicoletti ha rilevato l'immobile dalla società in pre-fallimento del costruttore Antonio Stirpe con un atto del 9 gennaio 1984. Così il cassiere della banda della Magliana è riuscito a evitare, scrivono i giudici, un'azione revocatoria versando una cifra modestissima, 150 milioni, rispetto al valore del bene al fallimento. La transazione risulta essere stata effettuata tramite il curatore del fallimento Mattarella Antonino, legato al Nicoletti, scrivono i giudici, per gli enormi debiti contratti con Nicoletti, e dalla documentazione rinvenuta dalla Guardia di Finanza di Velletri, aggiungono i giudici, emerge che il Nicoletti disponeva di titoli emessi dal Mattarella spesso per centinaia di milioni di lire ciascuno. La legge fallimentare è fatta in modo tale da cercare di evitare che i creditori di un imprenditore restino a bocca asciutta. Il curatore fallimentare, in quel caso il fratello del Presidente della Repubblica, dovrebbe evitare che prima della dichiarazione di fallimento i beni prendano il volo a prezzo basso e i creditori restino lì a cipirimerlo. Perciò esistono contro i furbi le cosiddette azioni revocatorie che riportano i beni portati via con questo trucco nel patrimonio del fallimento. Il curatore fallimentare, all'epoca l'avvocato Antonino Mattarella, fratello del presidente, dovrebbe vigilare e invece, secondo i giudici, l'avvocato Antonino Mattarella aveva fatto un accordo con Nicoletti e il palazzo era finito nella società di Don Enrico, cioè del Nicoletti medesimo. Perciò le carte erano state spedite in procura, ma, prosegue l'ordinanza di sequestro, una volta che gli atti furono trasmessi dal Tribunale Civile alla Procura della Repubblica, con l'ipotesi del delitto di bancarotta, si rileva che le indagini vennero affidate al maresciallo P. Puntato, che risulta tra i soggetti ai quali Nicoletti inviava generosi pacchi natalizi, cioè in sostanza, la questione scottava: gli atti vengono trasmessi dal Tribunale Civile alla Procura della Repubblica, perché si ipotizza reato penale, per il delitto di bancarotta. Ma che cosa succede? Che le indagini vengono affidate a un certo maresciallo che risulta tra i soggetti ai quali il cassiere della banda della Magliana, Nicoletti, inviava generosi pacchi di Natale. Non era l'unica operazione realizzata dalla società riferibile a Nicoletti e poi sequestrata, la società Cofim, insieme ad Antonino Mattarella. In data 23 aprile 92, non siamo poi così distanti dagli impegni politici dello stesso attuale presidente, in data 23 aprile 92 risulta il cambio a pronta cassa, scrivono ancora i giudici, dell'assegno bancario di lire 200 milioni non trasferibile, tratto sulla banca del Fucino all'ordine di tale Mario Chiapponi, che è l'uomo di fiducia di Nicoletti per le attività di usura. In data 28 aprile viene versato sul predetto conto corrente, scrivono ancora i giudici, un altro assegno di lire 200 milioni sulla banca del Fucino, tratto questa volta all'ordine della Cofim, la società riferibile a Nicoletti e poi sequestrata, dallo stesso correntista del primo assegno. Questo viene richiamato dalla società a firma dell'amministratore signor Enrico Nicoletti, il boss. In data 30 aprile del 92 la Banca del Fucino comunica l'avvio al protesto del secondo assegno. L'assegno in questione, concludono i giudici di Roma, risulta essere stato emesso dal professor avvocato Antonino Mattarella, il fratello dell'attuale presidente. I giudici riportano le conclusioni del rapporto degli ispettori della Cassa di risparmio di Rieti, da Cariri. A tal proposito, scrive il Tribunale, viene esemplificativamente indicato il richiamo di un assegno di 550 milioni emesso sempre dall'avvocato professor Mattarella Antonino, scrivono i giudici. Si riporta qui di seguito per estratto
quanto esposto dall'ispettorato della Cassa di Risparmio di Rieti, che scrive: in data 12 maggio 1992, mentre era in corso l'ispezione, è stato effettuato dalla succursale il richiamo di un assegno di lire 550 milioni tratto sulla banca del Fucino da Mattarella Antonio, versato in data 4 maggio sul conto corrente XY della Cofim, la società riferibile a Nicoletti, al boss e poi sequestrata. Il richiamo è avvenuto previo versamento sul conto corrente della Cofim di Nicoletti di un altro assegno di pari importo, tratto dallo stesso Mattarella, essendo il primo insoluto. La Banca del Fucino informa regolarmente la nostra succursale il giorno 21 o 22 che anche il secondo assegno, regolato nella stanza di compensazione del 18 maggio, era stato avviato al protesto. L'assegno di 550 milioni di lire è tornato protestato il 4 giugno e al termine dell'ispezione è ancora sospeso in cassa per mancanza della necessaria disponibilità per il riaddebito sul conto della Cofim. Recita il verbale degli ispettori della Cassa di Risparmio di Rieti, la Cariri, citato dal Tribunale. I rapporti tra Nicoletti e Antonino Mattarella risalivano ad almeno 3 anni prima. I giudici riportano un episodio. Il 17 luglio dell'89 Nicoletti telefona al suo uomo di fiducia, Mario Chiappini, mentre sta nell'ufficio di un tal Di Pietro della Cariri, Cassa Risparmio di Rieti. Chiappini prende il telefono e dice al suo boss che aveva prelevato e fatto il versamento e che era tutto a posto. Doveva sentire solo Mattarella, con il quale aveva un appuntamento.
Dania Libera. Chiama il numero 02 66 23 44 22. Ma è un'ingiustizia, come avrebbe detto Calimero. Stamattina gli applausi se li è presi tutti Sergio. E invece questi li dedichiamo tutti ad Antonino. Ma anche a Enrico. Enrico Nicoletti, naturalmente. Intanto, andando ad altri argomenti lievi, perché ormai siamo verso l'ultima parte della trasmissione, e poi apriamo anche un dibattito, naturalmente. 02 66 20 35 29, prenotatevi perché le linee sono più che intasate, sono in fusione termica, in fusione nucleare. Per il momento sono chiuse, ma il telefono è lievitato e raddoppiato di volume perché è incandescente. 02 66 20 35 29 per i vostri primi commenti sul Presidente della Repubblica e il suo straordinario discorso che ha ispirato tantissimi applausi ai deputati e ai senatori presenti alla Camera a Montecitorio. Intanto brevissimamente, stamani abbiamo citato in rassegna stampa l'articolo di Roberto Giardina da Berlino che ci ricordava un paio di cosette, ma così come a livello proprio di curiosità superficiale, relativamente al Presidente della Repubblica Federale Tedesca e a quello della Repubblica non federale italiana. In nessun paese, peraltro, dove non ci sia una Repubblica presidenziale, l'elezione di un presidente diventa un evento epocale come da noi. È un passaggio normale della vita democratica in qualsiasi paese non presidenziale. In ogni caso, il collega tedesco, federale tedesco di Mattarella, l'ex pastore evangelico cresciuto nella DDR, l'ex Germania comunista, Joachim Gauck, si limita ai moniti nella Repubblica Federale Tedesca e se esagera con i moniti, come di recente quando si è impicciato della politica estera e ha invocato una maggior partecipazione dei tedeschi in varie zone calde del mondo, viene rimproverato dai politici e dalla stampa. Peraltro, anzi peraltramente, in Germania il reato di vilipendio non esiste. Se un presidente commette qualche peccato, e non qualche reato, sia ben chiaro, si deve dimettere, come il presidente Horst Kohler, perché disse la verità sulla partecipazione tedesca in Afghanistan. Disse: ci siamo andati per difendere i nostri interessi economici. Oppure come Christian Wulff, presidente anche lui della Repubblica Federale Tedesca, che dovette dimettersi per avere accettato 3 notti in albergo, 750 euro il conto totale, da un amico. Poi fu assolto. Non era un reato, ma i peccati per i politici non sono ammessi. In particolare che a Roma tutti tendono a dimenticare, scrive Roberto Giardina da Berlino su Italia Oggi. A Berlino poi il presidente è ospitato nello Schloss Bellevue, castello solo di nome, perché in realtà è una grande dignitosa villa. Il presidente Gauck, come i suoi predecessori, non vi abita, peraltro. Preferisce vivere a Villa Wurmbach, ad Dahlem, altra dimora di un industriale della Belle Époque. Per il Presidente della Repubblica Federale Tedesca lavorano poco meno di 150 tra funzionari e impiegati, con un costo complessivo di circa 23 milioni di euro, meno di un quarantesimo di quanto costa il Quirinale. Lo stipendio presidenziale è di poco inferiore a quello della cancelliera tedesca, 219.000 euro. Ciò che colpisce è la piccolissima, inavvertibile sproporzione tra il costo del Quirinale in Italia e il costo invece della residenza, compresi naturalmente tutti coloro che vi lavorano, tra funzionari e impiegati, la residenza del Presidente della Repubblica Federale Tedesca. Sono 150 tra funzionari e impiegati per il Presidente Gauck, sono più di 1500 o giù di lì per il Presidente Mattarella. Totale, il Quirinale costa 40 volte in più della Presidenza della Repubblica Federale Tedesca. A proposito di Quirinale, oltre all'impareggiabile lavoro di Marco Travaglio e, se permettete, in buona parte anche al nostro, circa le espressioni di giubilo e francamente le espressioni di reale servilismo, perché quello è in estrema sintesi da parte dei giornalisti italiani che hanno scritto pezzi
da ritagliare veramente e da tenere nella galleria degli orrori del servilismo assoluto mondiale di tutti i tempi nei confronti del neopresidente, riflesso nell'aula quella caterva di grandissimi, copiosi, fluenti che sono andati appunto al discorso memorabile, eccezionale, straordinario del Presidente della Repubblica. Per quanto riguarda invece la categoria dei giornalisti, scusate se pronuncio questa parolaccia, credo che siamo in fascia protetta, però la dico lo stesso, giornalisti. Per quanto riguarda la categoria dei giornalisti, nonostante la fascia protetta speriamo di non beccare una multa, l'ultimo che si aggiunge è Corrado Augias, stamani su Repubblica. Corrado Augias parte dalla lettera del signor Luigi di Barletta, il quale scrive: Gentile dottor Augias, l'elezione di Sergio Mattarella, personalità unanimemente ritenuta di altissimo profilo, credo che sia la migliore risposta al degrado morale e all'involgarimento che la società italiana sta vivendo da circa un ventennio. Colpisce che ogni qualvolta si attraversi un periodo di crisi ci si affidi al profilo rassicurante di una figura proveniente dal cosiddetto cattolicesimo democratico. È come se la società italiana non sia ancora o non si ritenga sufficientemente adulta, matura, per liberarsi, nell'accezione migliore del termine, dalla paterna mano del cattolicesimo, per sentirsi rassicurata, in barba a chi si affanna a dimostrare e ad argomentare che le vecchie culture del passato sono ormai sorpassate dalla società liquida, scrive il signor Luigi da Barletta. Risponde Corrado Augias: la stampa è stata ancora più smaccata nella scelta della lettera, almeno qui c'è un barlume, diciamo così, di critica da parte del lettore nonché cittadino italiano. La lettera invece che pubblica stamani la Stampa di Torino è straordinaria e insuperabile, l'abbiamo letta in rassegna stampa. Corrado Augias, titolare della stanza, tenutario diciamo della stanza delle lettere di Repubblica, risponde così, qua scatta l'applauso preventivo naturalmente. Risponde Augias: durante l'ultimo fine settimana ho avuto modo di parlare con numerose persone, prima in Romagna e poi in Veneto, Terra Rossa e poi il nord-est. Non è casuale i luoghi nei quali ha avuto modo Augias di parlare. Negli interventi, risponde così il giornalista di Repubblica alla lettera del lettore di Barletta, negli interventi ho inserito un saluto al nuovo presidente. In entrambe le occasioni, in Romagna e in Veneto, scrive Augias, si è elevato dalla platea un applauso forte. L'esperienza, scrive Augias, insegna a riconoscere il colore di un applauso. Erano applausi convinti, scrive Augias. Vorrei dire applausi di partecipe sollievo. Apriamo una parentesi, non sto inventando nulla, sto leggendo dalla pagina delle lettere di Repubblica. Stavolta l'applauso me lo faccio a me stesso. Ebbene, risponde il tenutario della rubrica delle lettere di Repubblica, credo che colpiscano in Mattarella la serietà, la vita proba, la fermezza delle convinzioni dimostrata nei noti episodi più volte citati. Abbiamo alle spalle, dice Augias, anzi scrive, 20 anni di pagliacciate, di cattivi esempi istituzionali che hanno contribuito a far precipitare il livello morale di un paese che già di suo non ha una tempra di particolare robustezza. Un uomo che viene dal cattolicesimo democratico può davvero essere l'antidoto di cui c'è bisogno, nonché il giusto contrappeso alla liquidità, come ha detto Ilvo Diamanti, del Presidente del Consiglio. Non sono cattolico, prosegue Augias rispondendo a Luigi di Barletta, e se dovessi esprimere una preferenza assoluta nonché utopica, ci voleva l'applauso per la parola utopica naturalmente,
Se dovessi esprimere una preferenza, risponde il tenutario della rubrica delle lettere di Repubblica, il mio presidente della Repubblica ideale sarebbe Piero Gobetti, e qui l'applauso scatta sul serio. Dal momento che Gobetti non c'è più, scrive Augias, e che il liberal socialismo è sempre stata una corrente di quasi infima minoranza, va benissimo la cultura politica rappresentata dal cattolicesimo democratico, che è una delle più solide presenti in Italia fin dai tempi del fascismo. L'applauso non è al fascismo perché sarebbe apologia, naturalmente. Le ironie sul moriremo o non moriremo democristiani, scrive ancora Augias rispondendo a Luigi da Barletta, sono futilità fuori luogo. Una parola va detta, conclude Augias, già molti ne hanno parlato, per sottolineare il capolavoro tattico di Matteo Renzi. Renzi è un magistrale scacchista della politica. Sergio Mattarella, conclude Augias, è un siciliano. Se vogliamo dirlo fuori dai denti, della Sicilia e dei siciliani si parla in genere per fatti di cronaca nera. I siciliani però hanno una caratteristica, oltre alla famosa corda pazza citata da Pirandello. Quando sono seri, sono serissimi. In un paese ben rappresentato dalle maschere di Arlecchino e di Pulcinella, i siciliani sono gli unici italiani a sentire la gravità della tragedia, e anche questo potrebbe aiutare, conclude Corrado Augias rispondendo a Luigi da Barletta. E adesso, amici miei, visto che siamo amiche, naturalmente, soprattutamente, come direbbe Cettola qualunque, soprattutamente amiche più che amici, siccome siamo in un paese democratico, un po' di calorosi, vibranti, fluidi, li vogliamo un po' distribuire fra di noi o no? 02 66 20 35 29, mi raccomando. Interventi da non più di 10/11, 11 e mezzo secondi, non di più, al massimo arriviamo a 12 e 3/4 secondi per ciascun intervento, rapidi, veloci, sintetici, commentino rapido e vai con i calorosi, lunghi, copiosi, spontanei. La prima chiamata, 02 66 20 35 29. Beccati anche tu la tua reazione di applausi, perché siamo in democrazia, un po' di applausi spettano a tutti. Pronto? Pronto Giulio, vorrei Buongiorno. sapere cosa fai alla mattina, cioè cosa prendi alla mattina per poter poi leggere tanto vomito sui giornali. Una moca da tre, Ma ci vuole anche qualcosa per lo stomaco. Velocemente, so che cosa non ha detto, il cielo è blu, il mare è azzurro, e poteva magari parlare di quello che invece ha detto che la Costituzione ci andrebbe a rispettarla, non è che ci andrebbe, bisognerebbe proprio, lui dovrebbe farla rispettare. E poi ha detto un'altra cosa, ha detto che lui sarà l'arbitro imparziale, c'era mica nelle vicinanze oggi. Ciao Giulio. 02 66 20 35 29 per chi vuole intervenire e beccarsi la sua reazione di copiosi, freschi, spontanei, fluidi, sinceri. Chi è in linea? Buongiorno. Sì, Giulio, sono Piero di Saronno. Piero, come stai? Bene, ascolta, questa trasmissione qua la devi tenere registrata e mandarla ogni tanto, la devi mandare, è troppo forte, siete troppo forte, sei bravo, ciao. Grazie auguri. Piero. (02 66 20 35 29). Vi sa perché mi viene sto tono qua da annunciatore fascista dell'EIAR. Pronto, buongiorno. Pronto? Prego. Buongiorno, dottor Cagnarca. Dica. Appena sentito, appunto, io non ho seguito il discorso perché tanto non mi interessa, sempre le solite balle, però sentivo adesso su Radio 1 qualche minuto fa almeno che il Presidente ha deciso di vivere al Quirinale, e te pareva, non avevamo nessun dubbio.
02 66 20 35 29. La modesta cenobitica foresteria è stata abbandonata. Pronto? Buongiorno, sono Fabrizio, parlo dalla provincia di Venezia. Buongiorno Fabrizio. Un Intanto applauso, grazie. un applauso preventivo per Venezia. Grazie. Allora, in mancanza del nostro caro Giulio Cainarca alla presidenza della Repubblica, io vorrei ringraziare il nostro carissimo Mattarella, perché da 2 giorni che c'è lui e già nelle strade della nostra cara provincia di Venezia notiamo un sovrannumero di pattuglie di carabinieri e della polizia. Ma sei bravissimo, sei bravissimo. (02 66 20 35 29). Vedo qualcuno che non mi è ignoto dall'altra parte del vetro. 02 66 20 35 29. Pronto? Sì, buongiorno, sono Mara. Buongiorno Mara, prego. È un discorso... Com'è che se la vuol beccare la sua razione di applausi? Sì, allora è stato un discorso un po' anacronistico, ovvio, come al solito. Io non sono anziana, ma quelli che mi ricordo erano sempre di questo stampo. Quindi ci teniamo ancora a questi discorsi per tutti i democristiani che in questi giorni si sono sbrodolati, e andiamo avanti così. (02 66 20 35 29). Un applauso al numero. Chi è in onda? Buongiorno. Buongiorno. Pronto, Renato da Verona. Renato, buongiorno. Un applauso anche a Verona, naturalmente. Prego, Renato. Hanno eletto un personaggio che sembra faccia vita eremitica, che vive fra 4 muri e che vuole insegnare agli italiani... Mangia una foglia di insalata ogni 4 giorni. che vuole insegnare agli italiani come si fa a lavorare, ha molto contatto con le persone, vive in mezzo ai vecchi codici e è stato eletto per giustificare il continuo mungere alle nostre scarselle. Popolo, beccati anche tu la tua razione di applausi. 02 66 20 35 29. Pronto? Pronto? Buongiorno. E da stamattina ci avete rotto con questi applausi. Non ho attaccato la televisione perché non mi va di vedere. Ma chi li fa questi applausi? Quelli che stanno nelle poltrone, perché la popolazione non li fa. A Napoli sa cosa direbbero? Mi hanno rotto il... Grande signora, noi condividiamo tutti, credo, come un solo uomo la sua opinione. 02 66 e anche una sola donna, peraltramente e soprattutamente. 02 66 20 35 29. Pronto? Ciao, sono Alberto di Bergamo. E vai Alberto, mi piace il nome, vai con l'applauso. Prego Alberto. Ascolta, bisogna rispettare la Costituzione, giusto? Quindi il Parlamento è stato eletto con una legge incostituzionale, quindi ha eletto un presidente in modo incostituzionale e la Costituzione dice che la sovranità è del popolo, ma non mi sembra che ultimamente questo venga rispettato. Bravo Alberto, corri anche tu in edicola e compra la Costituzione italiana. 02 66 20 35 29. Esce a puntate, naturalmente. Chi c'è in linea? Una chiamata. Ugo da Brescia. Buongiorno Ugo. Una nazione di applausi per Giulio Cainarca, per giornali strepitosa, migliore in assoluto. Allora facciamo partire subito, che me li godo anch'io. Dimmi Ugo. Detto ciò, devi essere sincero, tu hai registrato gli applausi del 1989 discorso di Ceausescu. L'ultimo discorso che ha tenuto Ceausescu. Dopodiché ma come hai fatto? Ugo, toglimi la curiosità. Com'è che hai fatto a riconoscerli, che erano proprio quelli lì? È perché erano al 99%, hai capito? Cioè erano tutti in piedi a applaudire. Ed erano quelli lì. Sì, poi c'era intramezzo anche qualche urlo subito soffocato dalla persona vicina a quello che urlava, o con la mano sulla bocca. Solo applaudire e niente parole. Grazie Ugo. Ceausescu. 02 66 20 35 29. Abbiamo ancora 10 minuti per beccarci e distribuire democraticamente fra il popolo
gli applausi calorosi, freschi, spontanei come questi qui che sono sgorgati dai cuori, dalle teste, dai cervelli dei deputati e dei senatori in aula stamani. Chi è in linea? Buongiorno. Pronto? Buongiorno, sono Marina D'Albenga. Io vorrei gli applausi tutti per voi, perché se non fosse per voi non avremmo mai, ma dico mai e ripeto mai, saputo la storia del terzo fratello, perché nessuno, escluso voi, l'ha mai detto. Il quindi terzo fratello Mattarella. Terzo fratello Mattarella. Grazie signora, gli applausi li dividiamo noi e Antonino. Ma anche Marco Lillo del Fatto Quotidiano. Eccoci qua, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno Cainarca, sono Roberto da Brescia. Io ero in macchina e stavo ascoltando sulle vostre frequenze il discorso di Mozzarella e niente, mi sono sentito pervaso da un fremito di orgoglio italico, mi sono avvolto nella bandiera, la falda coperta dalla bandiera tricolore, sulla quale poi ho peraltro rigettato. Lasci stare cosa ha fatto, deve solo celebrare la patria oggi. Quale non si sa, però. La patria non è l'Italia, grazie Cainarca per esserci con la sua trasmissione tutti i giorni, grazie. 02 66 20 35 29. Approfittate degli ultimi minuti per la distribuzione democratica in atto in questo momento a Radio Padania Libera della vostra razione di calorosi, spontanei, freschi, sinceri, genuini. E rieccoci qua, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno Alberto da Brescia. Un cenno a quella povera gente che si toglie la vita comunque non l'ha fatto, ha fatto cenni su tutto tranne che su questo qua. E d'altronde questo qui è il risultato dell'ingresso di Berlusconi in politica. Tutto. Un applauso un po' triste, ma andiamo avanti. 02 66 20 35 29. Pronto? Sì, ciao, sono Marenzo. Senti, ieri ho sentito la tua rassegna stampa e cominciava a colare un po' di bava e melassa dalle casse dello Stelvio. E questa mattina ho cominciato a preoccuparmi perché ho sentito profumo di rose e ho avuto una mezza visione celestiale. Ti è apparso il presidente? Sì, però con un velo azzurro in testa e circondato da una corona di stelle. Secondo te devo preoccuparmi o è già una è normalissimo. Di santità? Puoi fare l'esame da giornalista subito. Con la certezza di superarlo, naturalmente, se hai avuto visioni di questo tipo. Pronto? Buongiorno, mi chiamo Anna. Buongiorno. Come al solito stamattina sono di Alessandria, mi sono alzata, c'era anche la neve e sono arrivata adesso a Cuneo per espletare sempre il mio solito lavoro da schiava, perché poi tutti i proventi naturalmente si sa a chi vanno. E volevo ringraziare questo grande presidente e fargli noto che stamattina, perché io ci vengo qua una volta a settimana, ho trovato altri 2 capannoni chiusi, soltanto dove sono passata per adesso, perché il resto della giornata lo devo ancora completare. Complimenti Presidente. Magari se si vuole fare un giro nel mondo reale, credo che troverà qualcosa di veramente interessante. Buona giornata, un saluto a tutti voi, grazie. 02 66 20 35 29, la distribuzione democratica degli applausi tra i legittimi proprietari, cioè i cittadini, continua ancora per qualche minuto. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sono Andrea da Bergamo. E perché vuole essere applaudito lei? Dica. Adesso io spiego subito. Niente, stavo girando col mio mezzo che faccio la pulizia strade. Niente, io ho il cartello appeso Renzi a casa, Roma 28. Mi si avvicina un vigile e mi fa, avevo appena parcheggiato, mi si avvicina il vigile e mi fa: se tu togli quel cartello lì io ti faccio il verbale. Se non togli o se lo togli? No, se lo tolgo, nel senso di lasciarlo sempre esposto. Ha trovato un vigile d'accordo, diciamo così. Se un vigile, più di un vigile. E allora sarà a Bergamo siamo in tanti. Allora sarà d'accordo con me che l'applauso va al vigile. No, non per altro, perché un po' di sano contropotere ci vuole. Adesso poteva essere alla presidenza del Consiglio anche Nabucodonosor, però un po' di opposizione ci vuole, no? Ogni tanto, talora, talvolta.
l'altramente. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sono Luigi da Torino. Prego. Volevo fare aspetti, Torino. Sì, Torino. Volevo fare una pausa a me. Torino. Una pausa a me che ho indovinato. Quando ho visto De Mita sul palco mesi fa insieme a Renzi, ho detto ci risiamo, GC turna. E un applauso a te, alla regia, per tutti, come si dice, gli sketch di Totò e Edoardo. Grande. Sono adoro Edoardo. Grande. Erano tutti poi centrati sulla questione del potere, tra l'altro, quindi non erano così distanti da ciò che abbiamo auscultato nella prima parte della mattinata. Le ultime telefonate 02 66 20 35 29. Chi è? Pronto? Chi è? Mi senti? Bene, forte e chiaro, prego. Ok, buona padagna, ti devo avere famiglia. Per metterci le mani sui capelli. No, ti sentiamo tutto impastato però, malissimo. Non so se c'hai una pattata davanti al cellulare, al microfono del cellulare. Sono su un camion. Sentiamo un po' male. Guarda, c'è da vergognarsi. Neanche un teatro di bambini succede queste cose, te lo giuro. Io non lo so, una cosa da pazzi, io non lo so. Quanto c'è l'Italia che è lì alla fame, diciamo, e ti applaudono con stipendi solari. Io sono fuori del mondo. Sono fuori del mondo. Ti ringrazio, ciao. L'ultima telefonata e l'ultima caterva di fluenti, copiosi, spontanei, sinceri, caldi, partecipati. Applausi. Pronto Cainarca, buongiorno. Se non ci fosse lei bisognerebbe inventarlo. Io non ho ascoltato perché non volevo vomitare il mattino a digiuno, Laura da Brescia. Addirittura. Vorrei dire una cosa, il napoletano che se n'è andato è stato 9 anni in prigione, poveretto, ma anche questo aveva nostalgia della prigione. Padania libera e complimenti. Il cenno ai giovani e il cenno alle donne c'è stato, per cui chiudiamo così, in maniera un po' commercial, strumentale, e buon pomeriggio a tutti da Giulio Cainarca. Sorelle d'Italia, l'Italia si desta, dell'elmo di Scipio si cita la testa, dov'è la vittoria? Le porga la chioma che schiava di Roma, il Dio la creò. Calzedonia, il futuro è rosa. C'è un tempo per ripartire, per sorprenderci delle cose nuove, per tenere alto lo sguardo e per sentire la differenza.